Il big match della nona giornata del campionato di seconda categoria D è certamente quello che vede affrontarsi al Boero di Molassana il Caderissi ed il Pontecarrega. Assolute protagoniste nel girone, le due compagini viaggiano a braccetto. Stessi punti, stesso numero di vittorie e di pareggi e soprattutto nessuna sconfitta ancora subita. La prima frazione di gara vede gli ospiti più propositivi in avanti e la squadra di casa in difficoltà nell'imbastire la manovra. Il predominio del Pontecarrega si concretizza al 23esimo, quando l'iniziativa personale di Barbera dalla lunga distanza sorprende Massone, consentendo alla formazione di mister Bigliotti di pervenire al vantaggio. Le azioni rilevanti del primo tempo si concludono al 27esimo, con questo tiro cross di Raiteri per il Pontecarrega che Massone respinge di piede. Nel proseguo dell'azione Campanella Roberto prova a trovare l'angolino giusto da fuori aria, ma la sfera termina sul fondo. Nella ripresa le parti si invertono ed i padroni di casa entrano in campo con spirito più determinato. Al quinto veementi proteste del Caderissi per questo intervento in area di fossa su Cirri. L'arbitro Ponte di Genova sorvola facendo proseguire il gioco. Sul fronte opposto al sesto Donato ha la palla buona per siglare il raddoppio, ma Massone si oppone efficacemente. Al 15esimo occasionissima per il Caderissi, bella triangolazione Cirri rimassa Cirri, potente sinistro di quest'ultimo che Bernini respinge favorendo Rizzo nell'alleggerimento in corner. 2 minuti più tardi le proteste dei padroni di casa si riaccendono per questa ostruzione di Granara ai danni di Barbieri. Il direttore di gara lascia nuovamente correre. 26esimo. Per la formazione di casa ci prova Cirri da calcio piazzato. La sfera termina a fondo campo passando a pochi centimetri dal montante verticale. La pressione della compagine di casa si fa ancora più evidente nell'ultima parte della gara. Al 40esimo Barbieri, ottimamente servito da Cirri, non sferra il colpo del KO che può valere il pareggio. Al secondo tentativo Barbieri non fallisce e il 43esimo, e nell'ambito di un'azione che ha creato non poche proteste in casa ospite, il numero 9 di casa agguanta il pareggio. Ma andiamo per ordine. Traversone dalla sinistra, rovesciata di Cirri che colpisce il palo. Avanzino svirgola il tap-in favorendo la conclusione di Barbieri. Bernini respinge, ma l'arbitro Ponte considera l'intervento avvenuto al di là della linea di porta. Esplode la gioia per il Caderissi, per il pareggio ottenuto meritatamente nei minuti finali, ed insorgono invece gli ospiti, non condividendo la decisione dell'arbitro Ponte. La prospettiva delle immagini non chiarisce del tutto se la sfera abbia effettivamente oltrepassato la linea di porta. Termina così con un pareggio sostanzialmente giusto il big match di giornata tra il Caderissi e il Pontecarrega.